Quella foto, come Daphne aveva spiegato, era stata scattata durante l'estate di 18 anni fa, giusto 4 mesi prima che sua sorella Daisy scomparisse misteriosamente durante uno spettrale giorno di nebbia. Il caso di Daisy Parkinson aveva fatto parecchio scalpore. Sia le ricerche quanto le indagini furono tempestive. Ogni particolare fu passato al vaglio e se ci fosse stato un indizio, anche infinitesimale, i volenterosi agenti l'avrebbero di sicuro scovato. Aveva più volte dichiarato che a rapire Daisy era stata la nebbia, o meglio, un uomo fatto di nebbia. Non era stato un anziano, non aveva né barba né capelli e, a essere onesti, su quel volto non aveva scorto lineamenti che avesse potuto descrivere, solo una liscia superficie bianca e opalescente.